Idee, risorse, energie, obiettivi. Condividiamo per crescere insieme. Tutto questo è Community FVG. In questa puntata, la cooperativa Nuova IZC. Intervista a Venanzio Francescutti, presidente Fedagri Pesca FVG. La cooperativa Pocenia Biogas. E ora iniziamo. Nuova IZC Costruzioni Generali nasce dall'esperienza di IZC Costruzioni Generali, che è un'impresa storica della zona del Pordenonese che da 40 anni si occupa di costruzioni, di appalti pubblici, di restauri anche importanti sul territorio. Appunto IZC, impresa Zanchetta Costruzioni, quindi non dimentichiamo un po' le origini per capire un po' quello che dopo tutto il processo che ha portato oggi alla nuova IZC. In seguito all'ultimo passaggio di proprietà dell'azienda e al fallimento della stessa, 3 di questi dipendenti, tra cui il sottoscritto, hanno deciso di costituire una cooperativa e ripartire per riportare avanti questa esperienza importante, un nome che comunque ha la sua storicità e il suo rispetto nel territorio. Ci occupiamo sia di appalti pubblici che privati. Sul pubblico prevalentemente di edilizia di tipo civile, scolastica, legata ai servizi, alla persona, e sul privato, in modo particolare alla residenza, e qualcosa anche sull'industriale. Abbiamo clienti importanti sull'industriale che ci danno la loro fiducia perché riusciamo ad attivarci su quella che è l'attività che loro stanno conducendo senza interromperla, riusciamo a lavorare su turni o magari senza creare disturbo, diciamo, a quella che è la normale attività, e questo secondo noi è anche un punto di forza. Sappiamo che un cantiere edile è disturbo di per sé e quindi saper unire un'ottima organizzazione con un'attenzione anche alle procedure legate alla sicurezza e alla qualità permette di garantire un servizio da questo punto di vista che non abbia particolare impatto sull'ambiente circostante. Questo a volte ci serve molto anche quando realizziamo anche la singola casetta. Considerando anche la relativamente giovane età della nostra società, che è nata nel 2014, la squadra adesso vanta 11 persone, diciamo, nella struttura pura aziendale, però collaboriamo con numerosissime aziende e a volte la forza lavoro che sviluppiamo nei cantieri raggiunge anche le 100 unità. Per il 7° anno, FameLab torna a far tappa a Trieste. Il 27 febbraio al Teatro Miela si terrà infatti la selezione locale della travolgente competizione che sfida studenti e ricercatori scientifici con il talento della comunicazione a raccontare in soli 3 minuti il proprio oggetto di studi o un argomento che li appassiona. Per partecipare è necessario iscriversi tramite form online entro il 19 febbraio 2019 su www.immaginarioscientifico.it. FameLab è una competizione internazionale organizzata in Italia da Immaginario Scientifico e dalla Università di Trieste e Udine, Comune di Trieste, SISSA, Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, INFN, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Trieste e Comune di Trieste, nell'ambito del protocollo d'intesa Trieste Città della Conoscenza. FameLab Trieste è uno degli eventi in vista di ESOF,
Trieste, città europea della scienza 2020. Nato nel 2005 in Inghilterra, FameLab è oggi diffuso in oltre 30 paesi. Ogni anno dà la possibilità a centinaia di scienziati di entrare nel mondo della comunicazione scientifica. Si consolida la produzione made in cooperative dei prodotti a denominazione. Se la DOP Economy ha raggiunto la cifra record di 15,2 miliardi di valore, come certificato dal rapporto Qualivita 2018, è anche grazie al contributo delle cooperative agroalimentari, leader indiscusse di alcune delle principali DOP italiane. Anche in Friuli Venezia Giulia le cooperative giocano un ruolo fondamentale nei vini a denominazione di origine e nella DOP del formaggio Montasio. Per la cooperazione è prioritaria in questa fase una forte azione di tutela dei nostri prodotti a denominazione nei paesi terzi, spiega Venanzio Francescutti per Confcooperative, che va rafforzata nell'ambito degli accordi di libero scambio che l'Europa sta definendo con mercati quali Canada e Giappone. Tra i lavori più importanti o più prestigiosi che possiamo annoverare ci sono sia dei restauri, per esempio il restauro di Villa Varda a Bruniera, che è stato un intervento importante e prestigioso, nel quale è stata anche riconosciuta l'ottima qualità del lavoro. Abbiamo restaurato di recente le facciate e la copertura della chiesa di San Giovanni di Casarsa e comunque operiamo su restauri sottoposti al vincolo della soprintendenza. Per esempio un piccolo intervento ben riuscito e anche particolarmente seguito è stato quello del ponte di San Gottardo a Portoguaro, un ponte con una storia importante e che abbiamo rimesso, diciamo, agli antichi splendori. Lavoriamo nel settore residenziale, quindi abbiamo vari clienti privati che ci danno fiducia per realizzare la propria abitazione e sappiamo quanto l'abitazione sia importante per la famiglia e quindi quanto coinvolga anche gli aspetti personali e organizzativi, per cui anche una particolare disponibilità nella gestione, una garanzia sui tempi e sul rispetto soprattutto anche dei costi, perché a volte ci si lamenta che nell'edilizia si parte con un preventivo e si arriva con importi ben diversi. Noi ci vantiamo di fare dei preventivi mirati che poi anche rispettiamo nella realizzazione, per cui anche questo è un servizio importante che diamo alle famiglie, nelle quali possiamo capire che una volta stabilito un budget è importante che venga rispettato e soprattutto vengano rispettati anche i tempi di realizzazione rispetto alla qualità che deve essere garantita. Lavoriamo nel settore industriale, abbiamo clienti, per fare un nome, Cimolai, che ci dà fiducia per la realizzazione di ampliamenti o per fondazioni di macchinari e attrezzature all'interno dei loro stabilimenti. E spesso c'è molta fretta nel realizzare, però allo stesso tempo non si può fermare l'attività che è in corso all'interno dello stabilimento. Noi siamo bravi anche in questo perché riusciamo ad adattarci alle attività lavorando in orari che siano fuori da quello del normale orario dell'attività produttiva in corso, oppure ci organizziamo su più turni, ottimizziamo l'attività perché questo possa avvenire. Un'attività che ci coinvolge particolarmente in questo momento storico è quella di riqualificazione energetica degli edifici. Un intervento recente è la riqualificazione che abbiamo effettuato della scuola primaria di Tarvisio, un intervento importante che ci è stato affidato dalla città di Tarvisio e nel quale era fondamentale rispettare i tempi perché la scuola è rimasta chiusa in un periodo ovviamente noto e quindi dovevamo garantire la ripresa dei lavori a settembre e questo è stato rispettato e grazie a questi interventi l'edificio adesso consuma molto meno e viene alimentato con biomasse. Affrontiamo l'edilizia sostenibile anche in questi termini. Particolarmente peculiare la nostra organizzazione che si basa soprattutto sulla professionalità delle figure che seguono i cantieri. Siamo ingegneri, geometri, questo tipo di servizio è un qualcosa in più che viene dato rispetto all'impresa tradizionale perché siamo in grado di affiancare all'attività progettuale anche un servizio continuo di consulenza nei confronti del cliente, suggerendo quelle che sono le soluzioni più appropriate e definendo le modalità organizzative che le permettono di realizzare nel modo più consono.
Ringrazio Confcooperative per l'opportunità che ci è stata data di presentarci e per il supporto che ci è stato dato anche nella fase di avvio. Avremo piacere di ospitarvi fra pochi mesi nei nostri nuovi uffici, nell'immobile di proprietà dell'azienda che abbiamo acquistato per poter dar spazio alle attrezzature, al magazzino e anche all'attività di quella che è la parte tecnica e amministrativa in un ambiente più adeguato e consono. E saremo a Fiume Veneto, nella zona industriale di Praturlone, a 2 passi dall'uscita di Azzano Decimo. Salve a tutti, oggi siamo qui con Venanzio Francescuti, il presidente di FedAgriPesca, l'organizzazione cooperativa che rappresenta le cooperative agricole, agroalimentari e della pesca della nostra regione, e con lui ragioniamo sul settore, su quali sono i numeri e su quali sono le prospettive future del mercato. Ecco che cosa ci ha detto. Presidente Francescuti, qual è oggi la dimensione di FedAgriPesca in Friuli Venezia Giulia? La nostra regione è una delle regioni dove la cooperazione ha una presenza tra le più alte. Basta pensare a un indicatore che ci vede come numero di cooperative in rapporto con gli abitanti tra i più alti della nostra nazione. In Friuli Venezia Giulia ci sono circa 150 aziende cooperative agricole e che formano la spina dorsale della cooperazione regionale. Alcuni dati che possono quindi rappresentare questo sono i 150 aziende come ho detto, ma quasi un 10.000 soci, un migliaio di persone che sono inserite nel mondo del lavoro della cooperazione, un 500 milioni e rotti di fatturato, che sono dati veramente molto importanti. Si può dire che esiste dunque un ruolo di presidio territoriale da parte dell'offerta cooperativa capace di stabilizzare le economie, anzi di promuovere le economie delle piccole aziende di questa regione? Questo è un punto veramente molto importante che ci tengo anch'io a sottolinearlo, perché il ruolo della cooperazione, ovviamente non soltanto nella nostra regione ma in maniera particolare, ha evidenziato come in momenti di difficoltà e di crisi come quella che abbiamo passato ma che per alcuni settori stiamo ancora attraversando, la cooperazione ha un ruolo veramente importante, quasi da calmiere di certe situazioni di tensione, che permette alla piccola azienda, al piccolo produttore di poter superare momenti di difficoltà. Abbiamo avuto alcuni esempi che sono anche fuori dal nostro mondo agricolo. Le banche di credito cooperativo hanno dato ossigeno a aziende e artigiani quando altri istituti di credito magari avevano difficoltà. Certo, ci sono anche alcuni comparti in agricoltura e nella nostra cooperazione che hanno alcune difficoltà, ma sono dovute soprattutto a fattori di mercato esterno. Mi riferisco per esempio al mondo dei cereali, che il prezzo viene fatto dalla borsa di Chicago e che quindi è poco influente alcune dinamiche del nostro territorio, ma la cooperazione ha permesso a piccole aziende da poter rimanere nel mercato. Un dato significativo è quello che è emerso ad una manifestazione importante a Milano, dove Nonisma ha presentato i suoi dati di ricerca e dove si evidenzia come in giro per l'Italia, dove la viticoltura non ha un valore importante come nella nostra area, stanno espiantando, stanno togliendo vigneti, e sono proprio le aree dove non c'è la presenza di nessuna cooperativa, quelle a maggior estirpo di vigneti. Presidente Francescuti, in questi anni la cooperazione agricola non è più soltanto semplice economia, diciamo così, ma anche espressione di nuova socialità. Ecco, su questo tema ci sono in questo senso iniziative in corso che FedAgriPesca si sente di segnalare o di sottolineare?
questa è veramente una domanda importante, perché i cambiamenti che stiamo vivendo richiedono una partecipazione sempre maggiore anche di strutture economiche come il mondo della cooperazione. C'è un esempio molto bello che non parte dal mondo agricolo ma sta ricoprendo un ruolo sempre più importante, che è quello della cooperazione di territorio, dove la cooperazione o dove le necessità dei vari cittadini possono trovare una risposta concreta proprio anche dalle cooperazioni, che possono essere cooperazioni di servizio, cooperazioni sociali. E su questo tema il mondo dell'agricoltura e quindi anche le nostre cooperative agricole trovano un loro spazio. Abbiamo alcuni esempi molto concreti anche nel nostro territorio, nella nostra regione. In provincia di Pordenone ci sono alcune realtà di cooperative importanti nel mondo della viticoltura che ormai da anni per alcune attività, per alcuni lavori collaborano con cooperative sociali, dove quindi persone che hanno alcune difficoltà trovano un inserimento per alcune attività che possono essere dalla vendemmia o addirittura anche per fare delle bellissime etichette, per fare dei bellissimi calendari, usano e collaborano con cooperative sociali. Ma non c'è bisogno di arrivare al punto della relazione tra persone che abbiano handicap o situazioni di disagio ben conclamate, ma anche la relazione tra soggetti normali ma magari con piccoli pensionati o piccole attività che hanno piccole attività che nel mondo del libero commercio non avrebbero più motivo di esistere, non troverebbero più una loro collocazione, all'interno della cooperazione hanno un modo di esistere, e questo a livello sociale è una cosa veramente molto importante. Un altro passaggio che però mi piace, permettetemi di sottolineare, è quello del ruolo anche di formazione di persone che sono attive nei territori, perché dentro i consigli di amministrazione, dentro la scuola o dentro il vivere la cooperazione si formano persone che poi trovano impegno in quelle che sono le varie attività di una comunità. Le cooperative agricole e agroalimentari e della pesca, pare, si dice, forse rappresentano delle filiere complete, dalla terra al mare al consumo. Se questo è vero, è un processo valido o può cambiare o va bene così e si può crescere? In questi tempi si chiede sempre, anzi il consumatore apprezza tantissimo quella che è la filiera corta, quella che è il prodotto di filiera. La cooperazione lo è da sempre. La cooperazione forse ha sbagliato a non trasmetterlo come valore, ma basti pensare che il piccolo produttore produce, conferisce all'interno della cooperativa, che trasforma, che prepara il prodotto finale e la cooperativa stessa lo porta nel banco del consumatore. Ne abbiamo l'esempio delle nostre cooperative di pescatori che fanno questo lavoro e portano il loro prodotto direttamente alla tavola dei ristoranti ma anche dei vari consumatori. Quindi la cooperazione è filiera ed è garanzia di prodotto di qualità, ci mette la propria faccia e il proprio marchio. Pocenia Biogas è nata nel 2009, abbiamo costituito la cooperativa. Perché cooperativa? Perché le nostre aziende già quella volta facevano di tutto, facevano allevamento, facevano conto terzi, caricavano polli, c'erano qualche pezzo di frutteto ed eravamo abituati i seminativi a consegnarli alla Cerealicola Vieris come granella, dove i prezzi sono andati più bassi, che più bassi di così non si può. E allora noi ci siamo guardati attorno, c'erano questa possibilità del biogas e abbiamo cominciato a guardare altri impianti, ci siamo trovati un gruppo di amici, perché eravamo già amici anche prima, e abbiamo detto dobbiamo fare qualcosa magari di grande. Dove è stata la molla che ha fatto scattare biogas? Quando è venuto qua un damerino ben vestito, incravatato dal Piemonte e ha detto voi mettete gli ettari che noi mettiamo i soldi. Poi torniamo mezzadri. E allora abbiamo cominciato a guardarci in giro. Abbiamo visto subito che gli ettari per alimentarlo c'erano, che non si andava a falsare il mercato degli affitti, non andavamo a scapito delle nostre stalle che comunque sono rimaste nel paese, e allora abbiamo deciso di partire. La prima cosa che abbiamo fatto, ci siamo chiesti
gli ettari se sono liberi, siamo andati in banca per i finanziamenti, dopo fatta naturalmente la cooperativa col notaio, è stata avviata la concessione edilizia, la conferenza di servizi che nessuno sapeva che cos'era, un iter abbastanza lungo, è circa 2 anni perché prima una piccola variante e poi la conferenza di servizi e comunque siamo arrivati in fondo. Contenti anche perché nel nostro paese non abbiamo mai avuto comitati contrari eccetera, anche perché abbiamo sempre partecipato alla vita del paese, sì, non siamo contadini di quelli estranei e quindi noi non abbiamo avuto nessun problema, anche se l'iter è stato lungo e siamo arrivati in fondo. L'impianto è stato scelto dopo aver visto anche qualche altro impianto, ditte che giravano ce n'erano tante, abbiamo scelto quella che parlava italiano perché tutti parlavano tedesco e ci siamo fidati di una ditta di Pordenone che è la IS Biogas, che si è rivelata all'altezza perché noi riteniamo che il nostro sia un impianto facile da gestire per la sua ampiezza, per i digestori grandi. Poi parliamo di quello che ci vuole per alimentare l'impianto. Per alimentare l'impianto ci vogliono 250 ettari. Come li coltiviamo? Noi coltiviamo a silo mais, coltiviamo a silo di triticale, a silo di sorgo in secondo raccolto. E l'alimentazione dell'impianto. Cosa mangia l'impianto ogni giorno? Allora l'impianto mangia 300 quintali di silo mais, 100 quintali di silo di triticale, 40 quintali di lettiera di pollo, perché noi abbiamo il socio che ci fornisce la lettiera di pollo, e 20 quintali di liquame di vacca, perché abbiamo il socio che ci conferisce il liquame di vacca. La lettiera di pollo, faccio un inciso, il suo substrato non è di truccioli, ma è di miscanto e di paglia, quindi non 100% digeribile, ma quasi nel nostro impianto. I nostri batteri attaccano anche quel prodotto lì. Questo mix è un mix facile da gestire, la biologia dentro nell'impianto non cambia mai. Da quando siamo partiti abbiamo il biologo, naturalmente, che viene qua regolarmente, però la biologia è sempre andata bene. Noi abbiamo gli ettari sufficienti, produciamo il 100% dei prodotti e quindi abbiamo anche il 100% della mutualità. Possiamo dire anche che abbiamo la manodopera, le macchine, tutta l'attrezzatura per consegnare, per conferire la biomassa. Facciamo tutto in casa, non usiamo il terzismo. Non usiamo i contoterzi. Il nostro impianto è un impianto da 1 megawattora, produciamo 8.700 ore all'anno e sono tante, non sono poche. Questo traguardo lo raggiungiamo anche perché abbiamo l'assistenza sia dalla parte del motore cogeneratore sia l'assistenza biologica nella parte dell'impianto. Una parte importante è il digestato. Noi con il digestato intanto andiamo a risparmiare il 50% di concimi a oggi, perché una gestione accurata del digestato permette veramente un grande risparmio, oltre a portare sostanza organica nei suoli, che è una cosa ben fatta.
il digestato viene utilizzato bene anche con i doppi raccolti, perché se una volta lasciavi il terreno nudo, oggi fai il doppio raccolto, che tanto il terreno è ricco e da mangiare ce n'è. Essendo sempre coperto dal primo o dal secondo raccolto, c'è un carico di CO2 trasmesso e immagazzinato nel terreno che è molto, è sicuramente di più di quello della CO2 che noi produciamo, e quindi lì inizia il giro virtuoso dell'impianto a biogas. Community FVG finisce qui e vi dà appuntamento a settimana prossima con ancora tante nuove storie da raccontare.